Giorgio Orsoni è da oggi a tutti gli effetti il nuovo sindaco di Venezia. Si è svolto infatti questa mattina a Cafarsetti l'insediamento del nuovo primo cittadino veneziano. Una cerimonia breve ma molto significativa, iniziata con il cordiale benvenuto ad Orsoni nel piano nobile del municipio da parte del suo predecessore Massimo Cacciari. Orsoni e Cacciari, in compagnia del segretario generale del comune Rita Carcò e del ragioniere generale Piero Dei Rossi, hanno poi provveduto, come prescrive la legge, a porte chiuse alla verifica straordinaria di cassa. Ultimo atto, la consegna ufficiale al nuovo sindaco della fascia tricolore effettuata dal segretario generale. Presenti, oltre al primo cittadino uscente Cacciari, anche molti membri della vecchia giunta, che da oggi decade ufficialmente, da Mara Rumiz a Luana Zanella, da Laura Fincato a Giuseppe Bortolussi, da Anna Maria Miraglia ad Augusto Salvadori. Al microfono dei tanti giornalisti presenti, Giorgio Orsoni non nasconde la sua emozione. Queste sale con tanta storia che è passata di qua, del comune di Venezia, è naturale un po' di emozione. Sindaco, ma emoziona di più la toga o la fascia? La toga devo dire che continua a emozionarmi ogni volta che la metto, perché la toga per me è stato un grande insegnamento. La toga è la difesa dei diritti, la difesa dei più deboli e quindi la toga è un grande segno di civiltà. La giurisdizione è il massimo di quello a cui una persona può aspirare. Penso di portare in questo nuovo ufficio quei sentimenti e quella forza che mi ha dato l'aver indossato la toga. Da oggi Orsoni ha tempo 10 giorni per convocare il Consiglio Comunale, che dovrà riunirsi entro i successivi 10 giorni dal momento della convocazione ufficiale. Nella prima seduta, lo ricordiamo, il sindaco presenterà, oltre al suo programma di mandato, la nuova giunta. Inevitabile che le domande dei giornalisti tocchino anche questa delicata questione della scelta degli assessori. Tutti nomi nuovi? Probabilmente sì. Nessun ripescaggio? Nemmeno uno? Chi lo sa? Quante donne? Spero tante, nelle mie intenzioni è di averne il più possibile. Poi dipenderà anche dalle proposte che mi faranno i partiti, perché dipende da quello. Io pescherò ovviamente tra le proposte che mi faranno. Magari una donna vice sindaco? Sarebbe molto bello, chissà se sarà possibile. L'ultimo pensiero di Orsoni è per i cittadini veneziani. Ai miei cittadini mando un messaggio di grande attenzione per tutte le problematiche che abbiamo affrontato in campagna elettorale. Spero di poter adempiere a tutto quanto ho promesso. Mi dedicherò con grande passione e entusiasmo a fare di Venezia quello che abbiamo promesso e quello che tutti noi vogliamo.